pezzo della provincia di Cosenza, bellissimo, magia, magia. Sapete dove stiamo andando? C'è questo incontro, tutte donne, qualche maschietto c'è un maschietto, c'è il maschietto c'è. Quindi è questo incontro, innovazione e la Calabria, ed è stato organizzato dalla Fondazione Bellisario. La presidente è Lella Golfo, nazionale. Per la Calabria è stata nominata presidente regionale Filomena Greco. Entriamo in silenzio. Io spero che da questo convegno si possa veramente partire per fare quella rivoluzione innovativa. Direttore, la Calabria? La Calabria ha la possibilità di cambiare, andare avanti, di migliorare. Ci sono grandi energie, soprattutto tra le donne, ci sono eccellenze di cui possiamo andare fieri. Grande badolato, look unico, stai benissimo. Grazie, non esageriamo. Continuiamo, andiamo. Siete in due? Sì, siamo in due, siamo due donne. No. Seconda imprenditrice prima o poi. Cosa stai scrivendo? Sto prendendo appunti sugli interventi. Ma tu sei giornalista? Sì. Ma sei bellissima pure. Ha degli occhi meravigliosi. Scrivi per? Sono ufficio stampa, mi occupo dell'ufficio stampa. Dovrebbero essere tutte donne però, come mai ci sono i maschi? Meno male che ci sono i maschi, meno male. Mi occupo di formazione da circa 15 anni e diciamo sono venuto ad ascoltare, ecco, perché penso che sia importante, come sempre è importante l'introduzione, diciamo, di figure femminili, specialmente nei settori dirigenziali della regione, anche per dare maggiore. Ma tu dimmi la verità, sei venuto solo per ascoltare o anche per vedere belle donne, per guardare belle donne? La verità. No, sono venuto solo per ascoltare. Bugiardo, buona giornata. Biondo naturale? No, mesciato, e lo shampoo californiano uso anche. Lo shampoo? Californiano. E che cos'è lo shampoo californiano? È uno shampoo che schiarisce la radice. Comunque è finto. Sì. È fintissimo. Giovane, bello, lui ci sta bene in mezzo alle donne, è vero? No, diciamo che rappresento la provincia oggi e comunque sono lieto perché c'è un parterre di donne che fanno impresa e che mandano avanti il nostro paese. Grande donna. Quali grande donna, sono solo una donna che ama la propria regione e che vorrebbe davvero contribuire al cambiamento. È difficile, però ci riusciremo. Noi donne abbiamo il grembo, per cui sappiamo veramente guardare avanti, abbiamo una visione progettuale e difendiamo i diritti dei nostri figli. Vogliamo un futuro per i nostri figli, lo vogliamo qui, non altrove. Viva le donne! Viva le donne! Un maschio, un uomo, in mezzo a tante donne. Noi, come dire, siamo plurali, in sintonia con ciò che accade di positivo in questa regione e nel paese, nel senso che quando si parla di innovazione in una terra dove sostanzialmente tutto è appiattito, tutto non si muove, allora cogliere questo momento che viene dalle donne, la donna è bellezza, è creatività, e quindi in questo senso, come dire, dobbiamo seguire, come si diceva, il passo delle donne. Però non è tutto appiattito in Calabria, perché è una regione che comunque un po' si muove. Si muove, sì, si muove con grandi sforzi, ma... Ti vedo un po' freddoloso, fa caldo qua. Dobbiamo sciogliere questa sciarpa, la dobbiamo sciogliere un po', così stai meglio. Un look molto aggressivo.
Sì, è vero, hai ragione. Bisogna essere aggressivi e determinati in questa società moderna. Ma brava! Questo incontro è eccezionale anche perché ci dà la possibilità a noi donne di coalizzarci. Se noi riusciamo a fare rete tra donne, tra imprenditrici di ogni settore, siamo sicuri che la Calabria possa uscire da questo gap in cui è. C'ho la tua borsa, te l'ho salvata. Grazie. È una giornata bella questa perché ci sono donne di primo ordine qui in Calabria, in particolare a Cosenza, a portare temi importanti. È importante che le donne abbiano un ruolo fondamentale, dicano la loro e abbiano un ruolo paritario in quanto portano i temi della cura. Scusami, cade la borsa un attimo. L'appoggio. Però sai, io la guardo, fai un primo piano, tu dovevi fare cinema, sei bellissima. Mi prendi in giro, Non la prendi in giro, è vero, fai un primo piano. Vieni che ci imbuchiamo. Presidente. Come va? Complimenti, una grande calabrese, una grande calabrese, contenta? Molto, mi sembra che è andato tutto bene, ho trovato delle donne veramente, propositive, che voglia di combattere, quindi io sono una combattiva, ma stamattina ho trovato donne più combattive di me, quindi sono felicissima, viva la Calabria! Viva le donne! Abbiamo la terremoto, un'esclusiva, ma complimenti. No, non è vero. Donne du o da? Da. Come va? Bene, abbiamo fatto questo bellissimo convegno. Lo slogan è chiaro: fare rete tra le aziende che producono tante cose qui in Calabria, e speriamo che le donne calabresi cambino la Calabria. Una donna, scusatemi, sta parlando con il consigliere provinciale, una tua, battuta sì, su questo convegno. Tu sei di? Io sono di Roma, sono laziale, sono nata a Rieti e vivo a Roma e penso che la Calabria, come ho detto all'inizio di questo convegno, abbia la grande chance di riposizionarsi nel mercato del turismo, dell'agroalimentare e della cultura. Ma una battuta su questa giornata? Avanti donne. Avanti tutta. Google, come va? Come è andata? Sempre felice, dicevo, qui non vengo in questa terra da una vita, ma è meravigliosa, ci torno assolutamente. Io apprezzo il liceo Filomena, ma perché bisogna mettere i mega albergoni? Uno viene qua, magari facciamo Airbnb, ci ospitate nelle vostre case, terre meravigliose, mare meraviglioso, e togliamo in quei mega albergoni, ma chi li vuole? Allora la ospito io, Vieni. Assolutamente sì, con piacere, grazie. Grazie. Vieni con me, Dov'è Alessandra? Questa donna manager fashionissima, tra l'altro fashionista. Com'è andata la giornata? Bene, molto bene, bello, belle donne, belle persone, belle storie. Mi è piaciuto molto, è stata una bellissima esperienza. A parte il palazzo è stupendo. Bellissimo. Faremo una sfilata insieme. Tutto rosso. Meno male, no? Rosso vivo. Il colore della passione, il colore della speranza nel guardare avanti, anche il colore di una rinascita nuova. È vero. Forza Calabria. Le donne sono anche mamme, mogli, quindi insomma purtroppo il sabato mattina dobbiamo dedicarci anche alle questioni domestiche.
Quindi hai fatto questo intervento, brava, devo dire complimenti. Grazie Claudio, lo apprezzo molto perché dobbiamo cercare quanto più possibile di stare in rete. Noi abbiamo già un'associazione che è What Women Want, la Calabria vista dalle donne, e saremo ben liete di collaborare con la Fondazione Bellisario per raggiungere nuovi obiettivi, nuovi traguardi e per far crescere questa Calabria che ha bisogno delle donne. Soprattutto Complimenti per l'occhialino, questo look ti sta benissimo. Grazie mille. La Celestino, conoscete Celestino Tessuti? Io forse sì, come va? Bene, lei è sempre raggiante, esplosivo. Esplosivo, sì, mi chiamano l'Etna del Sud calabrese. Un attimo, mi chiamano per fare una foto. Ah, pure a me no, tutte donne. Vengo pure io, tanto è la stessa cosa. Arrivo pure io. Una giovane donna, come va? Tutto bene Claudio, devo dire che è un convegno davvero interessante perché comunque Lella con tutte le sue amiche organizza queste cose molto avvincenti, coinvolgendo tutto il pubblico, quindi non i soliti convegni noiosi dove comunque stai dall'altra parte semplicemente ad ascoltare, ma come dire coinvolgente. E viva le donne, soprattutto le donne calabresi. Guarda, uno scoop, Livia Blasi, come va? Bene, grazie. Grande donna, ecco, lei rappresenta, è una di quelle donne che rappresenta positivamente questa nostra terra. Livia, cosa ne pensi di questo convegno? Beh, è stato decisamente interessante, quindi come dire, proprio la capacità di una visione verso il futuro, perché poi la parola chiave ormai deve essere visione, no? I visionari non sono chi sogna, i visionari è chi riesce a guardare oltre. Ma che brava, la giornalista. Vieni con me, vieni via con me. Un artista, un creativo. Come stai? Bene, bene. Positivo, ottime prospettive, un buon modo di cercare di scuotere per fare cose buone, insomma, in Calabria. Fai la modella? No. Perché? Beh, io mi occupo della parte account della rivista Liquida, Elicmag, quindi... Viva le donne, viva le belle donne. Scappano tutti, venite con me. Lei non è calabrese, però ha scelto di vivere in Calabria. Complimenti. Grazie, grazie. Di dove sei tu? Io sono di Auranzo di Cadore, in provincia di Belluno, all'estremo nord-est, ai confini con l'Austria. Vieni. Scusami. Un'altra donna. Agricola. Lei è produttrice di vini. Di vini, di olio, di patate, di grani antichi, di molte cose. Filomena Greco. Filomena, non scappare, vieni qua. Filomena, non scappare. Filomena Greco, ma complimenti. Grazie. Complimenti veramente di cuore. Avrei voluto molto più donne, però alla prossima, come suol dire. Donne, è vero, però ce n'erano donne. Sì. E c'erano anche donne molto in gamba. Adesso andiamo a mangiare qualcosa. Siamo nell'enoteca della provincia, un posto bellissimo, venite. Con chi stai parlando? Con mio marito. Ciao. Digli. Sì, avevo già risposto, però era un po'... Cosa bevi? Allora, aspetta che ti lascio un attimo. Cosa bevi? Prendo un vino dei Greco, penso sia una vendemmia del 2003. Una indentità. Ah, una sommelier. Madonna. Allora dimmi, sì, mi piace. Allora, è un vino che al naso si presenta con dei toni di frutta bianca, sicuramente uva.
Secondo me c'è anche il cetriolo qua dentro. Cetriolo no, perché non sento questa... Peccato che non c'è il cetriolo. Non c'è. Scusami, cosa stai mangiando? C'è il boccone in bocca, guarda. Cosa mangi? Non può parlare, me lo dici dopo, ciao. Cosa mangi? Cocktail di gamberi. Cosa? Un cocktail di gamberi. Che sci. Abbiamo fatto il catering, ma dato che io ho insegnato al Mancini per tanti anni, posso dirvi, faccio un po' di promozione della mia ex scuola, che i nostri ragazzi sono dei cuochi eccellenti. Lo so. Ho assaggiato i crostini che sono deliziosi, buonissimi. Ma dopo va a casa e mangia pasta asciutta o no? Penso proprio di no. Vieni dietro che voglio mangiare pure io qualcosa. Mi dica, cos'è questo? Allora, abbiamo un crostino abbinato alla cipolla rossa di Tropea, questo qua. Questo invece? Questi sono i salumi abbinati al formaggi. E invece là abbiamo dei formaggi freschi abbinati con marmellatina di melograno e fragola. Che Questo è è eccezionale. Questo è salame. Sì, salsiccia, sì. Salsiccia vera calabrese. Buonissima, la consiglio a tutti, la salsiccia calabrese è buonissima. Che vino stanno bevendo? Allora, noi come sempre utilizziamo il senso della Calabria. Abbinato a questo senso della Calabria, dove utilizziamo prodotti del nostro territorio, abbiamo abbinato anche i vini. Bevono più vino o acqua? No, oggi bevono più vino. E voilà, viva le donne, viva le belle donne, come ho detto sempre. Va bene così, se no io vado di testa. Allora, io vi saluto, un brindisi soprattutto a tutte le donne, veramente di cuore. Quello che vi raccomando, seguite la mia trasmissione L'Imbucato, insieme a me vi farò una sorpresa perché ci sarà una grande donna che mi accompagnerà. Vi saluto, cin, auguri per tutti, donne soprattutto. Auguri, viva le donne, Ciao. viva le donne.